La Sicilia registra 13 nuovi contagi, la provincia di Agrigento si ferma a 0. Online gli esami di terza media, un'ora di colloquio orale per la maturità, nuove misure del decreto Cura Italia bis, nuovi lavori, caro spesa. Da domani arriva al largo di Porto Empedocle la seconda nave per la quarantena dei migranti. Riaprono i B&B ma possono aprire le porte solo a chi compie spostamenti consentiti e mantenendo diverse precauzioni. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Resta a zero il numero di nuovi contagi, mentre in Sicilia si registrano solo 13 nuovi casi. Il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Continuano a non esserci casi di persone contagiate nella nostra provincia di Covid-19. Relativamente a nuovi tamponi effettuati dall'ASP di Agrigento, che sono stati ieri 215. I soggetti ricoverati nei vari ospedali della Sicilia sono 6. In meno di ieri un nuovo soggetto è posto in quarantena, se ne contano fino a ieri 21. I soggetti guariti passano da 82 a 83, uno in più. I decessi fermi a 13. I ricoverati nelle strutture ospedaliere della Sicilia sono sempre 3 a Caltanissetta, 3 a Palermo e 1 a Partinico. Tra i guariti si registra un soggetto in più a Sciacca e salgono così da 18 a 19 soggetti, mentre quelli in isolamento diminuiscono da 4 a 3 unità. I dati siciliani forniti dall'assessorato regionale alla sanità danno sempre 3.016 nuovi tamponi eseguiti, sui quali sono stati rilevati ben 13 casi positivi. I contagiati sono sempre stabili a 2.127, 921 sono le persone guarite in totale, più 11 rispetto a ieri, 253 i decessi, più 2, più 41 in isolamento domiciliare, vanno a 1.798, meno 2 quelli in terapia intensiva, per un totale di 19 unità. Il quadro provinciale dà la nostra provincia sempre stabile, senza nuovi contagi, ferma a 69. Catania è sempre la provincia in aumento, con 2 nuovi contagi in più e sale a 696, restando la prima nell'isola. A seguire quella di Palermo, che registra ben 8 contagi in più e si porta a 404. Enna invece è stabile a 288, Caltanissetta ferma a 99, così pure Ragusa a 37. In diminuzione invece la provincia di Siracusa, che scende a 107, 4 quasi guariti. Trapani 2 in meno e va a 69, mentre anche Messina registra 4 casi in meno, posizionandosi a 358 unità. E sulla fase 2 intanto sentiamo l'assessore alla sanità Razza. Siamo quasi alla fine della prima settimana dopo il 4 maggio, che ha segnato una tappa importante perché ha portato in Sicilia, e non soltanto in Sicilia, la graduale riapertura di alcune attività economiche e di alcune attività sociali. Sapete che si è detto quanto sia stato importante il rispetto delle regole e delle procedure nei giorni in cui è stata difficile l'emergenza. Oggi entriamo in una fase che il governo della regione siciliana avrebbe voluto ancora più frizzante. È noto che il presidente Musumeci aveva chiesto al governo nazionale la possibilità di poter far aprire quelle attività economiche che in una regione con un livello così basso di contagi come la Sicilia sembra assurdo possano essere ancora chiuse. Ci è stato detto che dal 18 di maggio probabilmente si potrà procedere e quindi ci spiace non aver potuto mettere in campo alcune attività già a partire da lunedì della prossima settimana. Però la fase 2 non è soltanto una fase 2 legata ad attività economiche. La fase 2 impegnerà il sistema sanitario della nostra regione e lo farà con alcune significative innovazioni. Sulla pagina Facebook e sui canali social della regione siciliana, molte settimane fa avevamo presentato il piano regionale dell'emergenza, un piano che arrivava a quasi 3.600 posti letto, l'abbiamo presentato da questa stessa stanza con il presidente Musumeci. Oggi noi teniamo ferme le indicazioni di massima di quel piano fino al 18 di maggio e sono i 14 giorni dal 4 maggio al 18 per vedere come le attività economiche avranno eventualmente segnato per la loro riapertura una piccola crescita dei contagi. Ma dobbiamo restituire tutte le strutture ospedaliere
alla loro vitalità naturale, e quindi dobbiamo ridurre il numero delle strutture impegnate con il coronavirus, con il Covid-19, senza però far emergere alcun rischio per la nostra popolazione. La bozza del decreto di maggio amplia le misure contenute nel decreto Cura Italia, diventato legge dallo scorso 24 aprile. Vediamo cosa prevede il nuovo decreto con Lello Casesa. Sarà pronto fra pochissimo il decreto rilancio per la fase 2, una sorta di maxi emendamento dove inserire tutte le misure economiche e fronteggiare l'emergenza. Un documento che metterà dentro le proposte di tutti i ministeri da discutere in Parlamento e prevede alcune importanti misure, tra cui il sostegno alle famiglie, l'allungamento della cassa integrazione e di fondi per la sanità. Confermato anche il reddito di emergenza, l'ampliamento della platea del reddito di cittadinanza, il rinnovo dei bonus per autonomi e professionisti, ampliato anche ai lavoratori domestici, e la proroga della cassa integrazione. Previsti inoltre interventi di sostegno economico per le imprese, tra cui un bonus vacanze di 500 euro per rilanciare il turismo destinato alle famiglie con reddito non superiore a 35.000 euro e di 150 euro per i single. Continuazione dello smart working per i lavoratori dipendenti con almeno un figlio a carico minore di anni 14 fino alla cessazione dello stato di emergenza. E poi aiuti alle imprese, bar e ristoranti saranno esonerati fino al 31 ottobre 2020 al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Non sarà necessario chiedere l'autorizzazione alle sovrintendenze anche in zone di interesse artistico e storico per montare pedane, tavolini, sedie, ombrelloni funzionali all'attività di ristorazione. Basterà una semplice comunicazione. Anche per l'edilizia arriva un super bonus destinato fino al 120% per le spese per riqualificazione energetica, misure antisismiche ed installazioni di impianti fotovoltaici, con uno sconto in fattura pari al 100% del costo dei lavori effettuati. E poi ancora un bonus fino a 500 euro per gli oneri straordinari sostenuti dagli esercenti durante l'emergenza. Alla fine una indennità di 600 euro da riconoscere per i mesi di aprile e maggio ai lavoratori che hanno rapporti di collaborazione con il CONI, le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e le associazioni sportive dilettantistiche. Stessa cosa per la scuola, con maggiori fondi per assicurare la ripresa dell'attività scolastica in condizioni di sicurezza e garantire lo svolgimento dell'anno scolastico 2020-2021. Parte di questi fondi potranno essere utilizzati per acquistare servizi per la didattica a distanza, per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica, per l'acquisto di materiale di protezione, igiene e servizi di lavanderia e pulizia e per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti. Maturità e prove terza media, le ordinanze del Ministero con le nuove regole per quest'anno scolastico. Gli esami di terza media saranno sostituiti dalla sola discussione per via telematica. Tutti ammessi alla maturità, sarà un colloquio di un'ora. Se il Covid riparte si farà anche quello online. Carmelo Lentini. Finalmente è stata presa la decisione finale per lo svolgimento dei prossimi esami di terza media e quelli di maturità. La maturità 2020 prevede una tesina e l'orale si terrà entro i 60 minuti. Ad annunciarlo la ministra dell'istruzione Lucia Azzolina durante il question time alla Camera. La ministra Azzolina, parlando alla Camera e non solo, ha ribadito che la maturità 2020 sarà in presenza. La tesina verterà su un elaborato concernente alle discipline di indirizzo. Infine, la commissione d'esame sarà composta da membri interni e un presidente esterno. Per quanto riguarda gli esami di terza media, l'ordinanza non è ancora stata pubblicata, ma il Ministero ha annunciato che l'esame si risolverà con una tesina senza colloquio. La conclusione del ciclo della scuola media dunque sarà un lavoro preparato con l'aiuto degli insegnanti, niente prove e neanche colloquio. Nelle scuole però si cercano modalità per sottolineare comunque l'importante momento di passaggio. Le ordinanze dovrebbero essere pubblicate quindi subito dopo il 18 maggio perché
predisposte tenendo conto delle previsioni del decreto legge 22/2020 sulla non riapertura delle scuole entro quella data. In proposito si spera che nel frattempo vi sia un atto formale, forse un decreto legge ministeriale che legittimi quanto più volte annunciato circa la non riapertura delle scuole. Poiché le ordinanze sugli esami di Stato sono applicative di quanto previsto dal decreto legge, per l'esame di terza media dovrebbe essere confermato che non si tratterà di un esame nemmeno con il colloquio, come invece previsto per la maturità, bensì della valutazione dello scrutinio finale da parte del Consiglio di classe. Niente esame né tantomeno commissione e sottocommissioni, come prevedono le norme ordinarie in materia. Nel frattempo però al Senato si stanno per approvare gli emendamenti al decreto scuola, tra cui alcuni che prevedono la modifica di quella sostituzione delle prove d'esame per la terza media, disponendo invece in analogia con la maturità un esame con colloquio in presenza oppure a distanza. Il Polo Universitario di Agrigento prepara la fase 3, anche l'Ateneo verso la progressiva riapertura dopo la sospensione delle attività per il lockdown. Il rettore dell'Università di Palermo, Fabrizio Micari, con cui il Consorzio Agrigentino è convenzionato, ha annunciato che nei prossimi giorni torneranno al lavoro docenti e laureandi con tesi sperimentali, ma ovviamente non riprenderanno le lezioni frontali che non sono ancora consentite dal governo centrale, nemmeno per le scuole di ogni ordine e grado. Il ritorno alla normalità è comunque un passo a cui è pronto anche il Consorzio Universitario Empedocle di Agrigento, dove già a giugno potrebbe riaprire la segreteria, sempre con ingressi regimentati. Per le elezioni, dice il presidente Giovanni Di Maida, bisognerà aspettare probabilmente fino al 2021, ma questo non dipende da noi. Siamo già al lavoro per valutare il da farsi. Stiamo acquistando dei macchinari per la sanificazione in modo da ridurre i costi e le nostre aule sono abbastanza grandi da consentire il distanziamento tra gli studenti. Credo che se si confermerà questa situazione di incertezza dovuta alla diffusione del Covid-19, continua Di Maida, potremo registrare un picco di adesioni perché diversi studenti probabilmente rinunceranno alla possibilità di iscriversi ad università fuori dalla Sicilia proprio a causa dell'emergenza coronavirus. È evidente che chi magari è già iscritto, voleva iscriversi a Milano piuttosto che a Roma o in altre grandi città, potrebbe avere il timore di fare esami di accesso, pagare un affitto eccetera e poi trovarsi o bloccati lontani da casa o non poter tornare dalla propria famiglia se il numero di contagi dovesse risalire. Da marzo, da quando sono state sospese le lezioni, il Consorzio Universitario ha continuato le attività con le lauree in streaming. Il coronavirus ha stravolto i programmi di molti giovani studenti agrigentini che, giunti ormai al termine del percorso universitario, sono stati protagonisti delle discussioni di laurea. In videocollegamento sono stati poi proclamati dottori in architettura. Emergenza migranti e Covid-19. Arriva domani nel porto empedoclino la nave Moby Zazza che ospiterà migranti sbarcati a Lampedusa e lungo le coste agrigentine. I dettagli nel servizio. Oggi mi ha telefonato il prefetto Michele Di Bari, che è il capo del Dipartimento del Ministero degli Interni che si occupa dell'immigrazione, sostanzialmente lui che decide un po' tutto dal punto di vista pratico, se non certo la direttiva politica, ma dal punto di vista della gestione pratica è lui, e mi ha annunciato che verrà posta una nave nei paraggi di Porto Empedocle per la quarantena dei migranti, in modo che nessun migrante possa scendere nel nostro porto se prima non abbia effettuato il periodo di tranquilli relativamente al suo stato di salute, che darà molta tranquillità alla nostra cittadina, ma anche agli altri paesi della provincia di Agrigento. La Moby Zazza dell'armatore onorato, con circa 300 posti, è la seconda nave individuata dal prefetto Michele Di Bari, soggetto attuatore per l'emergenza migranti in Italia, che ospiterà per il periodo della quarantena i clandestini arrivati sulle nostre coste. È la seconda nave individuata in Sicilia per consentire la quarantena dei migranti, dopo la nave traghetto Raffaele Rubattino della Tirrena, errata nel Golfo di Palermo. Questa sosterrà il Rada a Porto Empedocle. L'arrivo della Moby Zazza è una notizia molto importante, soprattutto con l'approssimarsi della bella stagione, che porterà indubbiamente ad una intensificazione degli sbarchi, considerando che le strutture non hanno gli spazi giusti e i requisiti di sicurezza idonei a fronteggiare l'emergenza immigrazione ai tempi del coronavirus.
Nuove forme di lavoro e problematiche dei consumatori. Questi due dei temi affrontati dal nostro direttore Arturo Cantella con il segretario provinciale della Confel Manlio Cardella. Vediamo. Si è discusso delle nuove forme di lavoro, cosiddetto lavoro agile o smart working, delle problematiche adesso relative nell'intervista speciale che TVA sta dedicando alle tematiche relative al Covid-19 nelle sue varie sfaccettature. Con Manlio Cardella, esperto sindacalista, si è anche discusso delle esigenze del mondo dei consumatori e di come sia cambiato il modo di lavorare a causa della pandemia in cui ci siamo venuti a trovare. Ma intanto più precisamente sono il responsabile di Fast Confsal per la provincia di Agrigento, ovviamente è sindacato autonomo, segue con molta attenzione a livello nazionale le problematiche che riguardano l'economia, il lavoro, la previdenza, tutti i temi oggi che sono attualissimi riferitamente purtroppo alle cause determinate, alle conseguenze determinate dal Covid-19. È un momento, per quello che mi riguarda, anche per la mia esperienza, ritengo che questa situazione avrebbe dovuto portare il Parlamento e le forze sociali a ripensare probabilmente dal basso ad una nuova formula di politiche del lavoro. Perché? Perché si presentano oggi situazioni assolutamente impreviste rispetto al passato. Basta solo pensare ad esempio all'introduzione su base nazionale del lavoro agile, che ha comportato non poche problematiche, soprattutto nella fase di avvio, di adattamento. Ma ci rendiamo conto oggi che il lavoro agile, a prescindere dalla vicenda del Covid-19, non potrà non far parte anche in avanti della vita lavorativa di centinaia di migliaia di lavoratori. Ma su questo occorre ripensare adesso con estrema attenzione, quindi non più in chiave, come voglio dire, straordinaria, ma in una condizione oggettivamente ordinaria. Il lavoro agile può diventare un modo di lavorare innovativo, presenta notevoli vantaggi. Proviamo a immaginare il lavoro agile per le donne. Il lavoro agile per le donne, per le famiglie che hanno anche bambini piccoli, per fare un esempio, quanto può essere determinante per una famiglia possibilmente fare a meno a quel punto di un costo maggiore, come può essere quello di una babysitter, di una cura per i bambini, di un'attenzione per i bambini, invece riuscire a svolgere un'attività lavorativa non avendo un costo così come finora magari si è sostenuto, e non privarsi della possibilità di far vivere i propri figli insieme ai genitori pur lavorando a casa. Questo potrebbe rappresentare già un vantaggio, ma soprattutto credo che il lavoro agile debba avere proprio una fase di contrattazione innovativa, quindi auspichiamo che, superata questa fase, si apra a livello nazionale un dibattito vero e proprio per tutti i settori produttivi, pubblici e privati. Secondo l'analisi mensile dell'Istat, ad aprire il lockdown ha fatto registrare un rincaro del mercato, il cosiddetto carrello della spesa, che include i prezzi dei beni alimentari per la cura della casa e della persona, con un balzo di più 2,6% su base annua. C'è il servizio. Gli effetti del coronavirus sono sempre più evidenti. Tra questi, come denuncia l'Udicon, l'Unione Difesa Consumatori, anche un aumento anomalo dei prezzi sui generi alimentari. Negli ultimi giorni si è constatato come fare la spesa stia diventando sempre più problematico e difficile a causa del rincaro dei prodotti. In un momento di crisi come quello che sta attraversando l'intero paese, se dapprima ad aumentare erano stati i prezzi relativi a mascherine e gelizzanti vari, ad oggi un rincaro notevole è stato registrato su generi alimentari di prima necessità. In particolare in Sicilia, quasi in tutte le province, i consumatori fanno presente come siano notevolmente in rialzo i prezzi di frutta e verdura.
A tal proposito, anche il commissario regionale Udicon, Marco Corsaro, ha invitato gli utenti a segnalare rincari anomali affinché si possa mettere fine ad eventuali speculazioni. Proprio per questo, diversi sono gli utenti che hanno segnalato le varie anomalie alla Polizia Municipale. A seguito del progetto lanciato dal presidente nazionale dell'Udicon, Denis Nesci, è adottato da Dario Giacoppo, responsabile della sede Udicon di Patti, e con la collaborazione di Gloria Casella, impiegata nel servizio civile, è stata condotta un'indagine sul territorio pattese. Tramite interviste a distanza è risultato un aumento di prezzo maggiormente su frutta, quali arance, kiwi, pere, fragole, mele e verdura. Aumento di prezzo anomalo è stato registrato anche su diversi tipi di farine, da 0,60 a 0,70 centesimi a €1. Credo, dichiara Dario Giacoppo, responsabile della sede Udicon di Patti, che in un momento così delicato e preoccupante constatare un rincaro sui beni di prima necessità sia davvero deplorevole, proprio perché sono molte le famiglie che si trovano in difficoltà a causa dell'emergenza epidemiologica e sono le stesse famiglie nelle quali la sicurezza è stata sostituita con la speranza di arrivare a fine mese, famiglie nelle quali esiste la paura non solo del Covid-19 ma anche di non sapere più come fare la spesa e assicurare dei pasti ai propri figli. Per di più, molti nuclei familiari sono ancora in attesa di sussidi dallo Stato che tardano ad arrivare. Il rappresentante dell'Unione Difesa Consumatori invita gli utenti a segnalare eventuali speculazioni nel settore in modo tale da poter interessare della vicenda ancora una volta le istituzioni competenti affinché aumentino i dovuti controlli. Riapertura parziale dei B&B. Il presidente dell'ABBA, Carmelo Cantone, spiega chi possono ospitare e come. Vediamo. In seguito alle continue sollecitazioni rivolte al governo centrale da varie associazioni di categoria, il presidente dell'ABBA, dottore Carmelo Cantone, precisa che gli alberghi e bed and breakfast e le altre strutture ricettive possono proseguire la propria attività, ma esclusivamente per le persone autorizzate a spostarsi, secondo le previsioni normative vigenti e sempre nel rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie e della distanza interpersonale, evitando comunque di causare assembramenti negli spazi comuni o in prossimità degli accessi. Cantone comunica poi che la maggior parte delle strutture aderenti all'ABBA, pur non essendoci ancora precisi protocolli in merito, hanno già effettuato interventi di sanificazione delle proprie strutture. L'ABBA resta comunque a disposizione di tutti i B&B di Agrigento per chiarimenti, consulenze di ordine pratico, sanitario e legale. In seguito alle sollecitazioni che le varie associazioni di categoria, ABBA comprese, abbiamo fatto al governo nazionale, finalmente ieri è arrivata una risposta chiara e precisa. Le strutture praticamente ricettive extra alberghiera, al pari degli alberghi, possono riaprire i battenti, esclusivamente però per le persone autorizzate a spostarsi, quindi secondo le normative vigenti, quindi nel rispetto delle prescrizioni igieniche, sanitarie, rispettando la distanza interpersonale ed evitando comunque di provocare assembramenti all'interno del B&B stesso. Quindi è una prima notizia positiva che fa intravedere la luce, diciamo, al di fuori del tunnel. Quindi non per essere più chiari, non apertura totale, ma apertura a tutte le persone autorizzate. Molte persone, e qui rinnovo la disponibilità dell'ABBA a qualsiasi consulenza legale, pratica, a tutti i B&B di Agrigento, molte persone ci chiedono come si deve comportare il gestore del B&B in merito al controllo della veridicità di queste dichiarazioni che ci può fare l'eventuale ospite. Noi non abbiamo nessun obbligo, l'obbligo di controllare se lo spostamento è avvenuto per motivi di lavoro spetta esclusivamente alle autorità di pubblica sicurezza. Quindi quando la persona arriva noi possiamo farla entrare tranquillamente, una persona che viene per lavoro, e quindi non controllare niente, non chiedere nessuna documentazione, nessuna cosa. Per quanto riguarda le prescrizioni, vigono, ripeto, quelle che ci sono in corso adesso, cioè la distanza interpersonale, cioè a dire mascherine, guanti e poi un
un consiglio che diamo, in quanto già tutte le strutture dell'ABBA lo hanno già fatto, un consiglio che diamo è una particolare attenzione nella sanificazione degli ambienti. Restiamo comunque come ABBA a disposizione a tutte le strutture di Agrigento per qualsiasi tipo di consulenza. Che dire, una nota positiva che arriva, ripeto, che comincia a far vedere un pizzico di speranza. Buon lavoro a tutti. Un passaporto degli innamorati per consentire ai fidanzati separati dallo stretto di rivedersi. Questa la proposta del sindaco di Messina, Cateno De Luca. Vediamo. Perché oggi, io l'ho posto in questi termini, chi vive a Messina e è fidanzato a Reggio Calabria non deve essere preso in considerazione. Dopo 2 mesi che magari si sarà visto con la sua fidanzata per Skype, e ora io credo, ho fatto un mio ragionamento, chiedo che nei congiunti venga ricompreso anche questo. Con una lettera indirizzata al governatore della regione Calabria, il sindaco di Messina, Cateno De Luca, riferisce del malessere di tanti innamorati, residenti su entrambe le sponde dello stretto, impossibilitati a ricongiungersi ai propri partner, seppur per poco tempo, a seguito dell'ordinanza regionale che vieta di spostarsi e trasferirsi nella regione Calabria a tutti i non residenti. Una norma che di fatto impedisce ai fidanzati calabresi di raggiungere i propri amori siciliani e viceversa. Sarà accettato, non sarà accettato, non compete a me. Io oggi dico che dopo tutto quello che abbiamo subito tutti quanti è una richiesta legittima. È vero, la maggior parte sono degli adolescenti, sono dei minorenni. E io mi permetto di dirvi che quella che è stata la fiamma dell'amore che abbiamo vissuto tutti quanti nell'adolescenza è una fiamma che portiamo nel cuore e non la dimenticheremo mai dal mio punto di vista, al di là di come poi la nostra vita si è evoluta su questo fronte. Quindi ho ritenuto legittimo dare anche una evidenza a questa vicenda, come ho fatto con tutte le altre, e quindi la porta avanti come porta avanti tutte le altre. E mi fa piacere che è diventato un elemento di dibattito nazionale assieme a tutte le altre cose che io ho fatto in ambito nazionale. È arrivata la risposta del Presidente della Regione Calabria in merito alla mia richiesta di istituire il passaporto per gli innamorati. Ecco l'ANSA, fidanzati stretto Santelli, passaporto da Don Rodrigo, Conte, governatrice della Calabria, risponde al sindaco di Messina. Ecco l'ANSA, pur ringraziandola per il gradito dono virtuale di cui ha voluto onorarmi e per l'originalità della sua proposta, devo ricordarle che l'eventuale istituzione del passaporto degli innamorati dipende esclusivamente dal governo guidato da Giuseppe Don Rodrigo Conte. Lo scrive la governatrice della Calabria, Iole Santelli, al sindaco di Messina, Cateno De Luca, che ieri le aveva proposto l'istituzione di un passaporto degli innamorati per far ricongiungere i fidanzati residenti sulle sponde opposte dello stretto di Messina, separati a causa del coronavirus. Caro sindaco De Luca, scrive la Santelli, accetto di buon grado il suo simbolico mazzolin di fiori e non posso che apprezzare il suo simpatico bigliettino di accompagnamento. È vero, oggi i fidanzati calabresi sono impossibilitati a raggiungere i propri compagni siciliani e viceversa. I loro amori contrastati non possono certo essere accostati alla storia di Renzo e Lucia, ma è fuor di dubbio che io e lei ci troviamo oggi nella scomoda e non richiesta posizione degli azzeccagarbugli obbligati a trovare soluzioni rapide e soprattutto legittime a una situazione senza precedenti. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. Un gruppo di imprenditori agrigentini ha donato 4 ventilatori polmonari all'ospedale San Giovanni di Dio. Si tratta di moderne strumentazioni da impiegare per il trattamento delle disfunzioni respiratorie e quindi anche del coronavirus. Vediamo. Sergio Vella, come nasce questa iniziativa di solidarietà? Nasce da un incontro con i colleghi imprenditori e all'unanimità abbiamo deciso una sera di donare questi ventilatori all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento,
per quanti eventualmente a seguito di questa pandemia ne avessero bisogno. Ci auguriamo di no, però laddove dovessero servire da parte nostra non è mancato l'impegno di donarli. Questo rappresenta quello che è stato sempre il nostro, la nostra volontà, cioè quella di donare una parte dei nostri profitti nella solidarietà e verso quelle cose che fanno bene allo spirito e fanno bene a tutti noi. Io, in quanto rappresentante dei dipendenti del gruppo SEAP, abbiamo avuto la voglia di fare questa donazione di questo ventilatore unitamente ai nostri dipendenti che hanno accolto la nostra volontà all'ospedale di Agrigento. Uniti ce la faremo e noi insieme al gruppo SEAP e ai nostri dipendenti, uniti come una famiglia, abbiamo partecipato a questa iniziativa e siamo molto felici di esserci riusciti. C'è un momento per ricevere e c'è un momento per dare, nonostante per il nostro settore che è stato duramente colpito dall'emergenza Covid, abbiamo deciso di fare questo ulteriore sacrificio a beneficio della collettività di cui facciamo parte. Siamo persone tra le persone e quindi siamo stati preoccupati per la nostra salute ma in generale per la collettività. Quindi per noi è un momento importante, abbiamo ritenuto che potesse essere utile poca cosa. La verità è che il ringraziamento va rivolto sicuramente agli uomini e alle donne delle strutture ospedaliere, di queste e delle altre che hanno e continuano a profondere i loro sforzi per curare le persone che stanno male. Da parte nostra è un'iniziativa che abbiamo condiviso con i nostri dipendenti e che ci auguriamo francamente che sia inutile, forse non mi era mai capitato di fare un regalo sperando che fosse inutile. Abbiamo comunque abbracciato questo progetto con grande determinazione, siamo stati felici proprio a partecipare a questa iniziativa in un'ottica comunque di dare un senso a tutto quello che facciamo in termini di solidarietà e di prevenire eventuali situazioni che possono avverarsi per la nostra collettività locale. Noi ci siamo subito trovati perché comunque con l'azienda e in rappresentanza anche dei nostri dipendenti e per l'umanità noi siamo sempre vicini a al popolo e alle persone che stanno male, quindi era giusto e doveroso dare un contributo. Siamo qui, speriamo che tutti uniti possiamo riuscire a risolvere il problema ed essere più forti di prima per una crescita sia a livello di salute che economica di tutti. Il gruppo di Benedetto, nello specifico la Sicilpetroli, ha voluto dare un contributo importante, unendosi quindi all'unanimità insieme agli altri imprenditori della provincia di Agrigento, donando questi ventilatori polmonari e dando quindi così un segnale di umanità al senso civico, essendo vicini quindi così alla popolazione della provincia di Agrigento. Un grande gesto di solidarietà da parte degli imprenditori agrigentini ci consente di arredare e definire totalmente la rianimazione che abbiamo creato dal nulla dedicata ai pazienti Covid. Eravamo in assenza dei ventilatori, dei respiratori, in quanto la Protezione Civile aveva già precettato le ditte produttrici per centralizzare i prodotti appunto al nord Italia, visto la grave situazione del nord, per cui obiettivamente eravamo abbastanza carenti di questi presidi. Aver ricevuto queste donazioni sicuramente fa la differenza, ci consente di concludere l'iter organizzativo della rianimazione dedicata ai Covid e quindi un grazie veramente sentito a tutta l'imprenditoria agrigentina. Praticamente con questo ventilatore noi possiamo dare aiuto alle persone che hanno un'insufficienza respiratoria da Covid in tutte le fasi di insufficienza respiratoria. Le insufficienze respiratorie possono essere lievi, moderate, gravi o molto gravi e noi con questo respiratore riusciamo a seguirle tutti.
Dopo aver ottenuto una prima estensione dell'orario di apertura delle attività commerciali autorizzate sino alle 18, i portavoce del Movimento 5 Stelle di Casteltermini chiedevano al commissario straordinario di estendere l'orario di apertura delle sole attività che forniscono servizio di asporto sino alle ore 22:30, anche di domenica e nei giorni festivi, ed anche permettere la ripresa del mercato settimanale alle sole attività di generi alimentari presenti nel territorio castelterminese, permettere di accudire gli animali anche nelle giornate di domenica e festivi, tutte proposte accettate ad eccezione di quella che riguarda i cavalli. La richiesta non accolta prevedeva la possibilità di spostarsi anche lontano da casa, sempre nel rispetto delle regole di distanziamento sociale. I portavoce del Movimento 5 Stelle di Casteltermini si dichiarano soddisfatti del risultato raggiunto, auspicano adesso che ci si possa dedicare con interventi urgenti finalizzati alla sanificazione del paese e al ripristino del decoro urbano, nonché che si possa accogliere l'istanza dei proprietari di equini che chiedono semplicemente di poter soddisfare le esigenze psicofisiche degli animali. Dopo la riapertura dei cantieri per le opere pubbliche è ripreso ieri il cammino unitario che il cartello sociale di Agrigento, composto dalla Curia, dai sindacati e dai sindaci, porta avanti assieme al Ministero delle Infrastrutture e all'ANAS, sotto il coordinamento della Prefettura, per superare il gap infrastrutturale e manutentivo in cui versa il sistema viario provinciale, un divario che ha confinato il territorio in uno stato di intollerabile isolamento. Ieri mattina in videoconferenza si sono confrontati il Vice Ministro alle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri, il dirigente di ANAS Sicilia Valerio Mele da una parte, Don Mario Sorce e Salvatore Pezzino per l'ufficio di pastorale sociale, i segretari di CGIL e Cisleguide rispettivamente Alfonso Buscemi, Emanuele Piraino e Gero Acquisto dall'altra. A fare da mediatore il nuovo prefetto Maria Rita Cocciufa, che ha convocato e gestito la riunione. All'ordine del giorno la necessità di fare il punto della situazione sullo stato dei lavori relativi agli interventi sui collegamenti viari e sullo stato di avanzamento dei vari cantieri. Tutti i partecipanti hanno sottolineato la validità di un percorso che comincia a dare i suoi frutti. In particolare, con riferimento alle opere vicine alla conclusione dei lavori, è emerso quanto segue. Entro la fine del mese di maggio sarà eliminata la deviazione al chilometro 14 della strada statale 640 che collega Porto Empedocle con Caltanissetta, passando per Agrigento, Favara, Racalmuto, Grotta e Canicattì. Sempre entro fine mese sarà sistemata la rotatoria a Caltabellotta all'altezza del chilometro 134 e della strada statale 115. Buone notizie per il ponte Petrusa, statale 122, che dovrà collegare Agrigento con Favara. Questa opera, secondo il cronoprogramma annunciato dal direttore regionale di ANAS Valerio Mele, sarà completata entro la fine del mese di luglio. Nello stesso periodo sarà sistemata la galleria Spinasanta. Si tratta di orizzonti temporali molto meditati e fissati in base ad elementi concreti, aggiungono dal cartello sociale, che consentono di rendere attendibili le previsioni. Per quanto riguarda il ponte Petrusa, i lavori di costruzione prevedono un investimento di oltre 2.700.000 euro, somma che servirà per costruire e installare un viadotto in metallo come quelli che già si trovano lungo la statale 640, cui aggiungere comunque 3 pilastri in fondazione, uno dei quali scenderà nell'area del fiume San Biagio. Per questo sarà necessaria una deviazione provvisionale del canale di Magra, tutte opere che saranno eliminate finiti gli interventi e che saranno sostituite da lavori di manutenzione e messa in sicurezza dell'alveo del fiume. È morta questa mattina all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta Federica Leo, 28 anni, originaria di Canicattì. La ragazza era rimasta vittima di un incidente a Ravenusa il 2 febbraio scorso. Si trovava in auto con Lorenzo Miceli, 28 anni, ex consigliere comunale di Ravanusa, morto sul colpo, e altri 2 ragazzi rimasti feriti. C'è il servizio. Il suo cuore ha smesso di battere questa mattina. Dopo oltre 3 mesi da quella tragica alba del 2 febbraio scorso, si è aggravato il bilancio dell'incidente stradale che si era verificato alle porte di Ravanusa e in cui aveva perso la vita sul colpo Lorenzo Miceli, giovane infermiere ed ex consigliere comunale di Ravanusa. Adesso la tragedia ha toccato la città di Canicattì. È morta Federica Aleo, giovanissima commessa di 28 anni. Federica ha lottato come ha potuto con tutte le sue forze, ma stamattina il suo cuore si è arreso. La morte ha preso il sopravvento sulla vita.
Eppure, in questi 3 mesi c'erano stati segnali di miglioramento non indifferenti. I medici dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta, dove la ragazza era stata ricoverata in prognosi riservata dallo stesso giorno dell'incidente, erano ottimisti sulla possibile ripresa delle condizioni fisiche. Ottimismo trasmesso alla famiglia di Federica, che a causa dell'emergenza sanitaria in corso per oltre un mese non hanno potuto assistere la propria figlia e andare a trovarla in ospedale. Troppo gravi le lesioni riportate al polmone, che non hanno permesso una rapida ripresa delle condizioni respiratorie autonome. Era attaccata ad un ventilatore polmonare, ma col tempo sembrava stesse migliorando, fino all'alba di oggi, quando non ce l'ha fatta. La ragazza abitava con i genitori e il fratello gemello Giuseppe in via Sant'Orsola, proprio di fronte alla sede di Teleradio Canicattì. Una ragazza solare, piena di vita, amata dalle sue inseparabili amiche e molto generosa. La sua morte ha fatto piombare la città di Canicattì in un silenzio surreale. La commozione ha preso tutti, sia chi l'ha conosciuta che chi, anche solo guardando la sua foto, ha provato un senso di grande vuoto e di tristezza. Così come ha lasciato nello sconforto i genitori di Lorenzo Miceli, il padre Giovanni, segretario della UIL Pensionati di Agrigento, che con la moglie avevano espresso il desiderio di andare a trovare Federica quando sarebbe stata dimessa dall'ospedale di Caltanissetta. La sopravvivenza di Federica era diventata un motivo di speranza dopo la tragedia e il grande dolore per la morte del figlio Lorenzo. 2 famiglie adesso unite dal lutto, da un tragico destino che ha spezzato la vita di 2 ragazzi splendidi. All'alba del 2 febbraio scorso, 4 ragazzi stavano facendo rientro a casa dopo aver trascorso la serata a Ravanusa. Erano su un'Alfa 147 condotta da un ravanusano e in via Aldo Moro, la statale che collega Ravanusa con Campobello di Licata, all'altezza di una rotatoria, il conducente del mezzo ha perso il controllo della vettura, che è andata a sbattere contro il pilastro della cancellata di un'abitazione privata. Impatto molto violento. Sul colpo ha perso la vita Lorenzo Miceli e tra i passeggeri la più grave era Federica, trasportata d'urgenza in ospedale. Gli altri 2, compreso il conducente, se la sono cavata con poco, la frattura di una gamba e alcune scoriazioni. In un attimo un impatto così violento ha strappato alla vita e all'affetto dei propri cari prima Lorenzo e adesso Federica. Riposa in pace, giovane anima, che la terra ti sia lieve. Si è spento l'ex consigliere comunale Salvatore Lauricella, ingegnere, uomo pacato, lucido e molto cordiale, da sempre gravitante nell'area della sinistra agrigentina. Negli anni 2000 ha costituito parte di un inossidabile trio con i consiglieri Licata e Amel. Proprio quest'ultimo, ancora oggi consigliere comunale e anche assessore, ha dato l'annuncio sui social. Totò Lauricella ha scritto: nello Amel non c'è più. Per me è una grande tristezza, perché perdo un amico sincero, buono e generoso. Resta il ricordo di tante battaglie comuni, di tanti giorni trascorsi a preparare manifesti, comunicati, iniziative per aiutare il riscatto di questa nostra città. Resta il rimpianto di un tempo nel quale la passione politica esaltava ed entusiasmava la nostra vita. Riposa in pace, uomo giusto e leale. Ricorre oggi l'anniversario della morte di Aldo Moro, segretario della Democrazia Cristiana, rapito e ucciso dalle Brigate Rosse dopo 55 lunghissimi giorni di prigionia. Il suo cadavere venne ritrovato il 9 maggio 1978 all'interno di una Renault a Roma. Nello stesso giorno a Cinisi l'uccisione del giornalista Peppino Impastato per mano della mafia, ma il 9 maggio del 1990 è anche il giorno della morte di Giovanni Bonsignore, dirigente generale della regione siciliana, ucciso su commissione di un collega d'ufficio. C'è il servizio. 30 anni fa l'omicidio di Giovanni Bonsignore, dirigente superiore presso l'assessorato regionale della cooperazione commercio e pesca. A premere il grilletto il pregiudicato palermitano Ignazio Giliberti, che anni dopo confesserà di essere stato assoldato dal collega di Bonsignore Antonino Veglio Sprio. Bonsignore aveva avuto il torto di ostacolare la creazione di un consorzio agroalimentare costato 38 miliardi delle vecchie lire, recuperati fra i capitoli del bilancio che sosteneva fossero destinati ad altre spese.
In proposito, da ispettore aveva stilato una relazione dettagliata sostenendo l'illegittimità di quella operazione a favore della cooperativa Il Gattopardo di Palma di Montechiaro, sospettata di contiguità con la mafia locale, organismo di cui era vicepresidente il collega Antonino Velio Sprio, in seguito condannato anche per truffa proprio per effetto di quell'inchiesta. Sprio per vendetta ne commissionò il delitto, avvenuto a Palermo nella via Alessio Di Giovanni, poco dopo Bonsignore aver acquistato un quotidiano. In seguito a quel misfatto, la regione siciliana avrebbe cambiato la normativa riguardante i finanziamenti che proprio Bonsignore criticava con l'autorevolezza della sua preparazione. Nel 1991 venne insignito della medaglia d'oro al valore civile alla memoria. Competente e irreprensibile, qualcuno lo definiva anche spigoloso, ma fece scuola a molti. Antonino Sprio venne condannato all'ergastolo per quello e per altri omicidi commessi tra la fine degli anni 80 e la fine degli anni 90, approfittando della tensione e il terrore in cui viveva Palermo in quegli anni e consumava le proprie vendette personali utilizzando sicari prezzolati. Bonsignore avrebbe annotato in un diario tutto quanto vedeva svolgendo il proprio lavoro, tutto il marcio, gli imbrogli, le ruberie, i patti tra gli uomini delle istituzioni e gli amici degli amici. E se in Sicilia si muore anche perché si fa il proprio dovere, l'esempio di Giovanni Bonsignore è uno di questi. Lui lo faceva tutti i giorni, senza guardare in faccia nessuno. È da poco trascorso il decennale della morte del collega Mimmo Iacono, scomparso a 43 anni. C'è un videoricordo dell'operatore culturale Enzo Di Natali. Vediamolo. 10 anni fa veniva a mancare uno dei giornalisti più apprezzati nella provincia di Agrigento. Sto parlando di Domenico Iacono, comunemente chiamato Mimmo Iacono, originario di Sant'Angelo Muxaro, che operò in diverse televisioni della nostra provincia, che scrisse su diversi giornali. Mimmo Iacono era una bella penna perché si interessava con competenze e professionalità di diversi argomenti. Si era formato presso il liceo classico Empedocle di Agrigento e io fui suo docente e ricordo la sua vivacità quando ero ragazzo e ricordo poi come anche in ambito universitario si distinse per l'amore verso lo studio. Un amore che poi riuscirà a trasportare nell'ambito della informazione, che curava con competenza, con serietà, interessandosi di diversi argomenti. Personalmente fui ospite in diverse trasmissioni televisive da lui condotte e devo dire, e lo ricordo, con quale professionalità riusciva a condurre le trasmissioni. Sono trascorsi così 10 anni da quando Mimmo ci ha lasciato ed è stata la sua dipartita certamente una perdita per il giornalismo agrigentino. Ricordare Mimmo Iacono significa ricordare un giovane preparato, un giovane che ha fatto della missione del giornalismo anche uno scopo della vita. Se oggi noi lo ricordiamo significa che ha operato bene e oggi è importante operare bene nel mondo della informazione, perché attraverso l'informazione noi formiamo le coscienze e possiamo anche contribuire a formare il cittadino di domani. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione, per essere stati con noi e buon weekend. Prima della sigla c'è un video musicale realizzato dal sindaco di Comitini, Nino Contino. A presto.